TG Plus News edizione di Venezia, buonasera. Apriamo il nostro notiziario con la cronaca. Incendio in corso a Marina di Cavallino. Sono attualmente coinvolte 2 imbarcazioni da circa 15 metri ormeggiate in porto. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco di Jesolo con il rinforzo della squadra da San Donà di Piave. Le fiamme hanno generato una densa colonna di fumo visibile a distanza. Al momento non risultano fortunatamente feriti. Operazioni di spegnimento e messa in sicurezza ancora in corso. E prosegue il lavoro dei vigili del fuoco anche per il maltempo che oggi ha colpito l'alto litorale adriatico. In Veneto, a Bibbione, sono impegnate le squadre del Comando di Venezia con il supporto di unità provenienti da Padova con motopompe per allagamenti e danni d'acqua ad abitazioni e strutture ricettive. Sulle chiuse del consorzio di bonifica, a Bibbione è impegnato il modulo HCP da Vicenza, che sta per High Capacity Pumping, che sta supportando con le idrovore il pompaggio dell'ente, prelevando acqua dai canali di raccolta comunali, 35.000 litri al minuto, per buttarla nel fiume Tagliamento. Cambiamo argomento. Un'ordinanza firmata oggi dal sindaco di Venezia Luigi Brugnaro dispone un intervento urgente di disinfestazione in alcune vie di Mestre, a seguito della comunicazione pervenuta dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'azienda sanitaria ULSS 3 Serenissima, nella quale viene accertato un caso importato di chikungunya trasmessa dalla zanzara tigre. Secondo le linee di indirizzo per la sorveglianza e il controllo delle arbovirosi della Regione Veneto anno 2025 e del relativo protocollo, sono previsti trattamenti specifici per un raggio minimo di 200 metri dal luogo dove si sono manifestati i casi di contagio. Tutti i dettagli nel nostro sito notizieplus.it. Ancora cronaca. Nella giornata di ieri la Polizia di Stato di Venezia ha arrestato un uomo ritenuto responsabile di tentata rapina. I poliziotti delle Volanti sono intervenuti in piazza 27 ottobre a Mestre, in quanto un cittadino avrebbe notato un soggetto che, avvicinatosi ad una donna, l'avrebbe strattonata con violenza nel tentativo di derubarla. Mentre una prima pattuglia si recava immediatamente sul posto per prestare soccorso alla vittima, una seconda pattuglia si poneva sulle tracce del sospettato, rintracciandolo e bloccandolo in breve tempo. L'individuo è stato anche denunciato all'autorità giudiziaria per la violazione della misura preventiva del foglio di via obbligatorio dal Comune di Venezia, provvedimento del quale lo stesso era stato in precedenza colpito. Si chiude qui il nostro notiziario. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.